poi avrai mica sono il DJ, che non credo che ci sia nessuno sotto. anche lì la coda di tutta la gente che voleva fare il selfie, vedi che lei viene, lei ha detto che viene stasera. Già abbiamo fatto la foto, no? L'abbiamo fatta. Sì. Sì, ha fatto anche la foto. Fate un altro applauso a Piff! Ci sediamo? Sì. No, pensavo che io sono il rappresentante, è beffardo il fatto di essere stato invitato, perché io rappresento il fallimento dell'università italiana. Lo dico ora perché mi sta andando bene ovviamente, ma non perché non è che andavo male all'università, io proprio neanche mi sono iscritto, cioè proprio, e andavo malissimo a scuola. Voglio dire, questa sera noi rappresentiamo l'eccezione che conferma la regola. Ah, ok, infatti. Se vista in questa maniera, no, perché se rappresento la ricerca italiana è proprio rappresento il declino della ricerca italiana. Io spero di non aver. Però senti qua, che potrebbe essere una cosa interessante. In fondo la ricerca è anche quella che uno fa su se stesso, per crescere, per migliorarsi, per studiare. No, però io non voglio fare lo snob perché io non mi sono iscritto all'università. Io sono di Palermo, ormai è chiaro mi sembra, e mi ricordo che c'erano i miei amici che erano iscritti ad architettura. A Palermo lo so che la gente fa fatica a credere, fa freddo, pochi mesi, non come Verona, fa freddo. E mi ricordo che i miei amici pagavano una tassa per il riscaldamento, cioè proprio c'era fra le varie tasse c'era una voce, la tassa di riscaldamento. L'unico particolare è che l'Università di Architettura di Palermo all'epoca non aveva i termosifoni. E allora sta cosa ha levato proprio niente, ci ho levato male, non ho avuto niente. Di solito per queste cose si fa lo sciopero quando si frequenta. Tu no, io ho fatto lo sciopero prima. Non ci sei andato. No, poi non so, poi nel mio ambito nessuno mi ha detto se ero laureato o meno, però magari io ho incominciato a parlare italiano decentemente verso i 30 anni, forse se mi fossi iscritto all'università avrei anticipato il momento. È bello comunque che stiamo distruggendo tutto quello che è stato detto fino ad adesso. Piff ragazzi, d'altronde lui. Senti una cosa. E poi c'è da dire che ai tempi quando mi volevo iscrivere io l'università era diversa, cioè era tutta forma di raccomandazione familiare, clientelismo. Adesso è diverso. Sì, l'abbiamo visto. Allora, caro Piff, cambiamo argomento, riportiamo da dove diciamo, ci siamo fermati, no, in questo percorso. Hai sentito, ti ho visto molto attento mentre la professoressa parlava proprio prima, stava parlando della storia. No, il magone perché ha detto poi salgo io, non so che. Però voglio dire, lei parlava di storie, tu di storia in qualche maniera ti sei sempre occupato. E in questi ultimi anni è esplosa questa parola che è diventata veramente molto di moda, è sulla bocca di tutti, storytelling. Tu come la vedi questa questione ormai dello storytelling? Non l'avevi mai sentita? È il modo di raccontare? Perché lui è lui ha fatto MTV. Sì. Anche io ho lavorato in TV, però io ero il cugino un po' scemotto, nel senso che non sapevo parlare, loro erano tutti cool, tutti trendy. Scusa, posso dire una cosa? No, questa roba qua dello sfigato, dopo tutti i biglietti che hai venduto al cinema, non funziona più, adesso devi rispondere. No. Storytelling per Piff, com'è questa dimensione del raccontare le storie? Ma io non lo so, cioè ogni volta si aspetta la gente da me una risposta praticamente intelligente, che non arriva mai, perché veramente c'è stato un momento che ero diventato molto figo, perché facevo quello che molti ragazzi sognano a casa, cioè fare un programma con una telecamera in mano e montarlo nella loro stanzetta. Io ho fatto questo, il testimone era questo. Non è che ho pensato come farlo, ho preso la telecamera e l'ho fatto. E quello che dico sempre, quello è un problema, cioè la storia è interessante, certo se vai in Groenlandia è bellissima perché la Groenlandia è diversa, però la storia interessante magari è qua dietro l'angolo, cioè l'abilità è trovare, non c'è bisogno di andare molto lontano, invece oggi
ci perdiamo un po' soprattutto con la tecnologia. Arrivano un sacco di filmati, mi spediscono dei filmati con una grafica pazzesca, con delle riprese pazzesche, il drone, ormai qualunque cosa è il drone, la comunione la fai col drone, tutto con questo drone. Però poi io gli scrivo, dico è bellissimo, io alla tua età non avrei saputo farlo una cosa del genere. L'unica cosa è, ma che volevi dire? Perché ci dimentichiamo un po' con la tecnologia è un po' un'altra cosa, non voglio entrare sulla politica, però come quando dicono questa persona è stata votata dal web. Però se sei stata votata da 5 persone, cioè sono 5 persone, che il web non è niente, è un mezzo. Non so se sto rispondendo sintetizzando la cosa, diciamo che la prima caratteristica allora avere qualcosa da dire. No, ma è anche, mi sembra di capire, la curiosità di andare a cercare le storie. Ovviamente, però voglio dire, io il testimone, ripeto, è un programma che può fare chiunque, ora non lo dovrei dire troppo in giro, perché pago l'affitto da anni grazie a sta cosa. Però se è una telecamera è uno che fa domande, poi la differenza la fai chi fa delle domande, quindi arriverà fra poco qualcuno che è più bravo di me, più bello no, ragazzi, più bello no. Però poi certe volte la povertà è uno stimolo per la tua creatività. I ricercatori italiani lo sanno bene perché non ce ne sono. Però certe volte è uno stimolo a volte e quindi in base io per scelta volevo fare una produzione povera e quindi avevo appunto la mia curiosità. Per contestualizzare, diciamo, quando è uscito il testimone, era il periodo dell'esplosione anche in Italia di YouTube. A differenza però degli youtuber che sono dentro la loro storia e usano quella famosa camerina che usavi anche tu per raccontare loro stessi, tu raccontavi storie di altri, perciò andavi appunto da testimone dentro le storie degli altri. Sì, questa è una grande differenza però, perché mette meno al centro il proprio ego. Levarsi, non so se dico una cosa, si può dire pippe mentali. Farsi meno pippe personali. Io le prime puntate le facevo e mi levavo, tant'è che il TV si lamentava, dice no, ti paghiamo, pago pretendo, perché è troppo pericoloso, sei tu da solo che fai domande, che ti riprendi, è un po' come quando faccio un film, ne ho fatti 2, però girava il film e io sono attore e regista, e la cosa più pericolosa era che l'ego mi prendesse, e sia nel primo che nel secondo film ci sono delle inquadrature dove io non mi piaccio, io proprio non mi piaccio, però siccome non voglio soccombere, non voglio che il mio ego uccida tutto e deve prevalere l'opera d'arte, la messa in scena, l'opera, ecco, la lasciavo. Io ogni volta faccio un sussulto e dico ma che sono brutto qua, però va bene. Ma in quel caso l'attore va dal regista, tu ti dovevi guardare allo specchio e dire togli quella scena. Ma io sono forse l'unico regista attore che si è tagliato delle scene. Io nel mio secondo film mi sono tagliato, avevo i primi piani miei, un cretino. Però ogni volta che faccio un film mi prendo perché vuol dire che l'hai fatto perché la dimensione narrativa, la narrazione deve avere la centralità, deve vincere su tutto, questo deve essere fondamentale. Ecco, credo anche nella ricerca, immagino. Ecco, qui volevo arrivare ad una cosa che forse possiamo definire, qui però tu devi convenire con me, il metodo PIF. Esiste o non esiste un metodo PIF? Perché secondo me esiste, cioè lo vedo da come tu entri nelle storie, dalle storie che vai a cercare, da come le setacci, da come poi le racconti. Esiste dunque un tuo standard nel voler, come dire, organizzare la narrazione di storie che hai incontrato, che sei andato a cercare o su cui hai lavorato tantissimo, come nel caso di quei film? Innanzitutto io credo, questa la diceva qualcun altro, non so chi, un altro, forse un conduttore televisivo, la verità ci rende liberi, non so chi è. Io credo nella verità e ogni volta che racconto una storia, la racconto, io quando intervisto una persona io ci credo. C'era intervistato, lo dico, gli Elohim, come si chiama? Epico quella puntata. C'era un
un giornalista francese che dice di essere l'ultimo dei messia, si chiamano gli israeliani, ecco. Che dice che è stato preso dagli extraterrestri e che ha cenato con Buddha e con Gesù e con gli altri. Io dico non è importante se è vero o meno, però l'importante è che qualcuno ci crede, cioè ci sono 30.000 persone che nel mondo credono e fra questi 30.000 persone ci può essere il chirurgo che ti opererà domani. Io in quel momento ci credevo, io quando mi raccontano le cose io ci credo e mi comporto perché ci credo, cioè alla fine quando io faccio un'intervista tu mi stai dedicando una parte della tua vita e quindi è giusto... Vuoi restituire qualcosa? Esatto, tu mi stai dando, io restituisco, poi la gente si farà un'idea. Ma nel caso proprio dei israeliani, ti chiedo questa cosa perché forse ricordo male, ma non c'era stato un po' di ripicca poi nella maniera in cui avevi raccontato la storia, come se ci fosse stata troppa ironia sottintesa? No. Non si erano offesi, erano contenti del Non ho mai incontrato un altro israeliano dopo la... Ci sono israeliani nel pubblico questa sera? No. Sì, perché c'era l'israeliana sono per il sesso libero, questa cosa l'ha colpito. E tra l'altro, ma non possiamo dire perché siamo in piazza, io ho cercato di apportare una ragazza israeliana, però è molto più, cioè la ragazza israeliana che è per il sesso libero, cioè la religione cattolica è molto più sexy, perché fare sesso è peccato e questa cosa crea invece sesso libero. Lei mi ha detto, la ragazza, io quando parlavo ha detto usciamo insieme però prima di leggere i libri di Rael, non è che la ragazza cattolica dice usciamo insieme ma prima leggiti la Bibbia, no, questo non è mai successo. Però il sesso libero previa lettura dei libri, quindi c'è anche per gli israeliani, cioè come? Dovevi leggere prima di consumare. Dovevo leggere quindi il sesso libero previa lettura. Previa lettura, però sono così pigro che non fatto il collo. Ma credo così tanto nella verità che anche nel riprendere sono per la verità, perché quello che io non sopporto quando vedete i telegiornali, per esempio lui è un politico e io sono il giornalista. Ti ringrazio per questo. Vabbè, lo so, ormai è un'offesa, io ti capisco, però diciamo lista esterna, un indipendente, no? Allora cosa succede? Che i telegiornali registrano la domanda e io faccio la finanziaria, la nuova legge elettorale, tu spari le solite finanziarie dei politici, la supercazzola, Mattarellum, Porcellum. tra l'altro nessuno può dire male del Mattarellum perché è diventato presidente. Sì, chiaro. Vabbè, lo riprendono, poi siccome hanno una camera sola, allora fanno un controcampo, no? E registrano la domanda. Certe volte il politico se n'è andato e lui fa questa domanda e poi registra questa espressione qua, fa così, fateci, cioè, pure voi ve lo ricordate, fa così con la penna, oppure c'è, mentre sta parlando il giornalista, il politico, a un certo punto c'è il dettaglio degli occhi, dice ma perché c'è? Oppure delle mani, ed è un modo per coprire i tagli, perché magari la risposta dura tanto, allora per coprire il taglio mettono queste immagini qua. Eppure mettono il giornalista per coprire il taglio della risposta, il giornalista fa così. E poi c'è sempre una pianta dietro, sempre, perché io ho pensato, forse le truppe del TG1 quando escono hanno la telecamera e il microfono è uno con la pianta che la piazza dietro e poi... O forse il transatlantico è pieno di piante. No, non lo so, però sicuramente ho fatto anche questo messiere, il camera mettiamoci là, ora faccio un'intervista, mettiamoci là che c'è la pianta che fa quello. Allora io invece questa cosa l'ho voluta, ho fatto una ricerca, devi dirlo almeno 3 volte. Fatto una ricerca, ce l'ho detto 2 volte, ma devo fare. Ha detto io voglio fare un programma vero. E quindi io faccio le domande, cioè innanzitutto non c'ho luci, se manca la luce mettiamoci accanto alla finestra e il microfono te lo metto io e mi riprendo e quando io ti taglio la risposta te lo faccio vedere
c'è il testimone o caro marziano, c'è il Taglio in asse. Come si dice? Sgrammaticato dal punto di vista, però è vero, e questa cosa mi piace. E poi soprattutto una cosa che si fa quando si fanno le interviste, si dice spegnete i cellulari perché c'è l'interferenza, invece no, invece io lo lascio acceso. Una cretinata, intervistavo la mamma di Eleonora Bagnato, che è una ballerina di danza classica, tra l'altro ho cominciato la puntata qua all'Arena, e c'era il periodo in cui la Poelcan ha un sacco di passioni, soprattutto alle donne, e erano fidanzati, non so capito, io facevo una gara con l'Apo, un fatto di donne, no? Diciamo, all'epoca non avevi ancora fatto il film interrotto. Quindi ancora, esatto, sono più sfigato di quanto non è, la rivincita dello sfigato questo. Quando io sto intervistando alla mamma, squilla il cellulare, e chi era? L'Apo. Pronto l'Apo? E lei dice, no Lapo, tu sei una persona bravissima, simpaticissima, certo. Un'altra volta sto intervistando un imprenditore di Gela che non paga il pizzo, e dico andiamo al bar, e mentre andavamo al bar con la telecamera accesa, una troupe normale avrebbe spento, avrebbe lasciato lei, mentre andavamo con la telecamera accesa, io ancora non ero così conosciuto e la telecamera era molto piccola, mentre entravamo al bar ci sono 4 mafiosi che gli dicono delle cose e lui cambia cambia espressione, diventa serissimo. Se io avessi fatto in maniera tradizionale tutto questo era vero, tutto quello era vero, e questo a me piace pensare che se piace il testimone proprio perché è vero. Certo. Poi 5 anni dopo sono riandato da questo imprenditore, ho fatto un'intervista e ho detto, lui dice no, Gela è cambiata, ormai è diversa, è tutto diverso, ho detto ma andiamo al bar, e ho detto ma per forza ci dobbiamo andare. Però ecco, questa secondo me la verità ci rende tutto credibile, in questo modo che... Ecco, lì volevo arrivare, perché è interessante quello che hai detto, visto anche in prospettiva più larga rispetto al contingente. Cioè prima probabilmente l'abitudine a vedere quella pianta sempre in quel posto, sì, l'abitudine a avere sempre la stretta sugli occhi per aiutare i tagli, in maniera inconscia secondo me ha prodotto nella gente una sorta di distacco rispetto all'informazione così come l'avevamo conosciuta. Arriva poi PIF che fa dei tagli in asse evidenti, dichiarati, quindi che non mette niente di posticcio, che cerca di mettere al centro la verità, arrivano gli youtuber ed ecco che il linguaggio cambia completamente. Passano 10 anni, perché nel frattempo sono passati, celebravamo prima i 10 anni appunto del testimone, perché è iniziato 10 anni fa, passano 10 anni, tu sei comunque ancora bellissimo a questo punto. Vero ragazze? Passano 10 anni e anche quel linguaggio, però quella verità che era stata rimessa al centro improvvisamente viene rimessa in discussione. Troppe informazioni, non riusciamo a capire che cosa è vero, che cosa è no, si parla di fake news, insomma. Però qui vai avanti grazie a una cosa, che è la credibilità. Cioè se tu sei credibile, se la fonte è credibile, superi anche le Facebook, le fake news. Infatti io ho detto, io ho solo la credibilità, per questo io ormai non mi posso toccare, non posso scaccolarmi una volta pubblicamente, perché, no sto scherzando, però sento la responsabilità di essere, come dire, va oltre a un mestiere quello che sto facendo, cioè ormai non c'è una differenza fra PIF pubblico e PIF privato, cioè ovviamente può capitare che non è che sei sempre, che ti va tutto bene, sei sempre sorridente, quando devi girare una cosa, io quante volte ho girato, incomincio la puntata dicendo non c'ho voglia, proprio non vorrei farlo, vorrei andare a letto, però quello è un lavoro. Però sento la responsabilità perché appunto io campo grazie alla credibilità. Non ho finito, lo dico a quei due, io non avrei finito, se potete mettervi niente, mi è un po' fregare di me, vabbè. È così che funziona. Secondo me se sei credibile, mi ricordo che un anno ci fu un sondaggio e dicevano che la gente si fidava più di un servizio delle Iene piuttosto che del TG1. Questo è il punto. Però quella è la credibilità, sta a te essere credibile nel raccontare. Io non temo internet, non temo Facebook, veramente non mi fa paura. No, non ho mai pensato nel
il mio mondo cambierà, il mio modo di lavorare, perché secondo me se sei credibile finora... La credibilità, allora, quali sono, diciamo, in termini pratici? Anche la ricerca deve essere credibile. Esatto. Ne ho detto tre. Siamo a posto. Vabbè, ciao, è stato bravo. A proposito, la ricerca deve essere credibile. Sì, però è una frase che ci sta nell'ottica delle cose, perché in questo momento tutto viene rimesso in discussione, compresa la scienza, comprese certe verità che davamo, non dico per scontate. I vaccini! Ah no, sto scherzando. No. Qualcuno ha detto i vaccini? No, sto scherzando. Non si doveva dire, non si doveva dire. Adesso devi dire 3 volte ricerca. No. È la punizione. No, però è così, insomma, viene tutto rimesso in discussione. Dunque, come fa uno a orientarsi? Secondo te ti sei fatto un vademecum delle cose che consigli, insomma, di fare per evitare di cadere in ma questo è lercio, e di crederci? Io pensavo a una cosa più semplice, cosa fai nei programmi futuri. Non lo so, anche questo non mi sono mai posto, io credo nella scienza. E questa è un'affermazione importante in questi tempi comunque. Sì, perché alla fine se noi campiamo così a lungo è grazie alla scienza, se il mio lavoro è grazie alla scienza, grazie alla ricerca, cioè io quando ho incominciato questo lavoro, se io racconto a un ragazzino come ho cominciato questo lavoro, quello mi guarda come io guardo quelli che hanno incominciato il cinema muto. Cioè io la mia attrezzatura quando ho incominciato io la telecamera era così, poi c'era un cavo con un registratore con un nastro di plastica che ti segava il braccio e il testimone, che è una delle cose più belle e più care che ho nella vita, non l'avrei mai potuto fare, perché come faccio a riprendere e io ho cominciato a farlo grazie alle mini DV, perché l'idea era di usare la telecamera di quelle che si usano per la prima comunione. E questa alla fine non è neanche così importante. Qualche settimana fa mio padre è stato male e ora sta bene e ho pensato, grazie a un'operazione che ha uno stent, sarà felice mio padre che sto comunicando al mondo e lì per lì ho detto sta bene anche in maniera serena, insomma alla fine nella gravità è una cosa normale lo stent, non è una però pensavo, cazzarola, se non ci fosse stato l'anzianità, però è da figlio che si preoccupa. E come fai a non credere alla scienza? Cioè alla fine noi campiamo grazie alla scienza, poi non è che... ma è un dato di fatto, è inopinabile, fino a... si moriva per molto meno, quindi... Però nell'ottica dell'uno vale uno, no? Dicevi, appunto, hai citato il web, quindi... Il web. Era votato il web, ma che minchia è il web? Sono delle persone che invece di scrivere con carta e penna o votare usano il web. E sai cosa mi comincia a farmi impazzire? Ha detto il web. Il popolo del web. Ma si sono 5 stronzi, saranno sempre 5, non è che cambia molto, non la voglio gettare in politica, però veramente ci confondiamo e quello è un mezzo. È ideologicamente sbagliato elevarlo a un'entità, è un mezzo. Una volta si usava carta e penna, adesso si usa il web. Tra l'altro il web, se tu sei cretino, il web, proprio la tua cretinaggine si amplifica, ok? Perché c'erano politici che già si capivano che erano cretini, con Twitter, vedete, ho detto, l'ho fatto nome, proprio l'esaltazione della sua immagine. Finalmente la verità ti rende libero. Non c'era bisogno, già sapevamo, ho capito che già dalla faccia, vedendo, non era proprio un genio. Non ho detto chi. Beh, puoi fare l'intervista. Facciamo il disegno, l'Instant Song facciamo. Sì. Facciamo vedere. Senti, scusa, ti ho interrotto. No, perché è importante questa cosa, è vero che tu dici io credo nella scienza. Sì. Il popolo del web ha elevato. L'altra volta era a Palermo, a proposito di scienza. Sì. A Palermo sapete che il problema maggiore è il traffico. Ed era lì incastrato con una macchina, una via piena di macchine, proprio a Palermo neanche puoi fare la furbata di passare, non è che tutti incastrati, sono tutti così, ci guardiamo. Smog, casino. Oggi una coppia di miei amici
stava comprando una casa del secondo piano a Roma e l'ha lasciata perché era traffico di qua e l'ha mollata. Troppo rumore, smog. E io lì ero incasterato e pensavo, ma cosa succederà fra 50 anni? Quando io avrò 95 anni, questa cosa mi rode tantissimo. Ma davvero? Sì, ho 45 anni, sono sempre più giovane di te, ma porta benissimo. È la scienza, questa è la scienza. Pensate, quella stessa strada, via del Corso, oggi a Roma, via del Corso incastrata nel traffico, casino, smog, fra 50 anni, tutto elettrico. Silenzioso. Gente andrà sotto perché non si accorge che arriva. Come cambierà la via del Corso sarà senza smog, quindi moriremo meno, cioè moriremo non di tumore, non inquinamento, e il silenzio. I miei amici a 90 anni torneranno in quella casa e dicono la compriamo adesso. Cioè, come cambierà il mondo? E come cambierà? Sta dando il cervello economico. Ma pensa il mattone come sarà fra 50 anni? Il mattone, ci sarà un materiale che tu fai così, e ti spunta la casa e muore. E pensa che il ricercatore in Italia sarà anche di colore e avrà dei figli e parlerà in veronese. Bellissimo. E pensa che magari veramente mangeremo gli insetti cucinati da un cinese che parla in palermitano. Arriverà dalle Alpi. Invece di fare pane e panelle farà pane e cavallette. E in tutto questo Matteo Salvini sarà un pallido ricordo. Annienterà tutto, e questo è inevitabile. Perché poi un ragazzino si innamorerà di una ragazzina cinese, faranno dei figli e sarà un strano, anche tu sei mezzo cinese. Sono asiatico. E lui sarà ancora, si accoppierà con un indonesiano e sarà italiano però. Che bellezza. E nessuno si stupirà. E noi non ci saremo, questa cosa mi fa un cose. Senti, per fortuna che mi hai detto di non volerla buttare in politica. No, infatti, poi ci sono le elezioni in Sicilia e sono zitto, non voglio stare zitto, anche perché è un valore costretto, ma devi rispondere a questa domanda che secondo me è interessante per tutti i ricercatori che sono qua stasera. Non è una domanda, è una riflessione. Dicevamo, in questo mondo di uno contro uno, in questo mondo in cui tu sei riuscito in questo momento a generare, cosa che non succede mai, una utopia positiva, vi voglia di andare in questo futuro. Ma assolutamente! Se ci pensi, in questi ultimi 20 anni le uniche cose che siamo riusciti a generare dal punto di vista, diciamo così, letterario, ma anche dal punto di vista, diciamo così, scientifico, sono delle apocalissi, il climate change, moriremo tutti, troppa gente, il paese che esplode, la terra che collassa. Generiamo distopie in un certo senso, generiamo apocalissi, no? Come visioni. Allora, in questo senso è quello che ti chiedo, il fatto che non ci fidiamo più per diversi motivi, fra cui il popolo del web, della scienza. La scienza in questo caso ha forse dei difetti comunicativi, forse manca nel riuscire ad arrivare alla gente con un linguaggio appunto più magari semplice, comprensibile. C'è secondo te una mancanza da parte del mondo scientifico nella comunicazione? Sì, tanto io non faccio parte dell'università, non mi prenderanno mai, io posso dire quello che vuoi. No, c'è una cosa che la televisione, il mondo della televisione mi ha insegnato. Ma il mondo della televisione è vario, c'è Piovangela, c'è Barbara D'Urso, che tra l'altro è un figure pazzesco, io ho una passione per Barbara D'Urso, non avete idea. Però una cosa che mi ha insegnato è che alla fine il popolo della televisione, la televisione non è snob per natura sua, non può esserlo, perché lo scopo della televisione è entrare dappertutto. Quando un grande insegnamento che ho avuto dalle Iene è che tu devi spiegare. È un po' a rischio quello che sto dicendo, perché c'è anche lato negativo, perché c'è gente che ci ha fatto un partito politico pensando che il popolo era un dodicenne neanche tanto sveglio. Però è vero che quando tu devi parlare io non devo dare per scontato che la gente sappia, sempre, comunque. Mi ricordo che alle Iene in redazione c'era sempre in montaggio, c'era l'espressione no, questa mia madre non lo capisce. È vero che le mamme, tipo il fuorigioco, le mamme non lo capiscono, io ogni volta che vedo una partita con mia madre dice ma sto fuorigioco, e mamma è da 20 anni che tento di spiegare.
Però devo dire che tutto dipende dalle mamme nella cultura italiana. Anche Cecchetto diceva che nel pop per funzionare devi piacere prima alle mamme che esatto. Forse diciamo che la mamma italiana nel frattempo è cambiata, è uscita da casa. Però quell'insegnamento appunto che mi ha dato è che comunque quando parlo devo spiegare sempre chi sono, cosa faccio e di cosa stiamo parlando. E con le Iene, se notate bene, c'è sempre avete visto, avete sentito, risentiamo, cioè comunque spiegarlo. Nel mondo dell'accademia, nel mondo accademico, nel mondo dell'università mi è un po' snob a volte, cioè quando tu tenti di spiegare che forse bisogna semplificare non si riesce a capire, nel senso io lo capisco anche per cose non di scienza, quando io devo raccontare un fatto di mafia, se io ne racconto 10 di dettagli la gente si perde e ho capito che a sottrarre è meglio, cioè se tu invece di raccontarne 10 ne racconti 5 la gente lo capisce perché lo scopo è capirlo. Bisogna levare un po' di snobismo e far capire che appunto poi come dire, io ti devo comunicare la ricerca, cosa fa, il massimo, perché non è che l'indomani la gente piglia e si fa degli esperimenti scientifici. Ogni volta che ho a che fare spesso trovo questo, ma non solo nel mondo dell'università, nel mondo penso della lirica, ogni volta ti guardano come quello, il bestemmiatore che semplifica, però alla fine se devo comunicare ti devo semplificare. Certo, però mi viene, faccio un po' l'avvocato del diavolo, però in questo discorso immagino che un ricercatore dica banalizzare questo senso vuol dire un po' ammazzare. Volevo salutare il sindaco di Verona. Chi è il sindaco di Verona? No, è nel pubblico. Chi è il sindaco di Verona? Non è qui presente. Perché volevi salutarlo, scusa? No, perché mi è venuto in mente che il sindaco volevo salutare. Ah, per Salvini, mi presa. Esatto. È arrivato da più. È leghista il sindaco di Verona? No, qui la sinistra non è che è andata molto fortissima, è sempre un po'. Vabbè, ma si faceva per scherzare. Vediamo. No, mi ha interrotto su una cosa che sta. Chi è il sindaco di Verona? No, secondo me è molto interessante questo, cioè nel momento in cui tu prendi come diciamo, media più capace di arrivare nelle case la televisione, cosa che è per ancora tutt'oggi sì, più impattante. Perché qui, scusa, io faccio perché si parla è Netflix, è questo, è ma quello, e intanto Don Matteo fa il 30%, punto. Questo ecco, perché qua tutti a parlare male della RAI, della televisione generalista, Don Matteo fa il 30% di ascolto, io darei un bacio per fare il 30%. Ecco, però invece di abbassare il linguaggio, ovvero di abbassare il linguaggio, di semplificare, di scarnificare, dunque ammazzare un po' tutto quello che è stato il duro lavoro di ricerca, non sarebbe meglio in un paese come l'Italia puntare sull'educazione, sull'istruzione e sulle scuole, invece di abbassare, alzare l'altro per pareggiare, capito? Non potrebbe essere una chiave di lettura, che magari potremmo chiederlo hanno scritto il nome del sindaco. Sguarina si chiama. Sguarina. Potremmo chiederlo anche a lui, visto che si parla di istituzioni. Non te la io sono in contesto per quello che stai dicendo. Io faccio televisione, faccio cinema con successo, ma faccio e la televisione non può istruire, non si può sostituire, dico delle banalità ma vere secondo me, non posso sostituire all'insegnante, non posso sostituirmi al papà o alla mamma. Quindi io quello che devo fare è dare uno stimolo, ma poi non è che se io semplifico la scienza poi quello non diventa scienziato oppure la getta. Poi è Focus, rivista per me Vangelo, non è che si rivolge allo scienziato, si rivolge a chi è appassionato, stuzzica, poi si sta a me andare, cioè se io faccio un film sulla mafia e parlo dei morti ammazzati, non ho la pretesa che tutti, ho finito il discorso mafia, io spero che la gente veda il mio film e vada a studiare, quindi sì. È la critica che hanno fatto pochi peraltro, pochissimi. Altri film è la stessa che facevano per esempio La vita bella di Benigni, di aver banalizzato un tema. Poi noi siamo in questo caso, aspetta, qual è il confine fra narratività, cioè fra la possibilità anche di prendersi delle licenze poetiche rispetto alla verità per raccontare una storia, ma la responsabilità di dire le cose alla gente. Ma scusate, poi sarebbe bello se è possibile fare, magari se qualcuno può fare le
Sì, certo. Sarebbe divertente. Poi è l'arte non ha lo scopo, cioè non deve essere, se tu c'è un film fatto da Schindler List, fatto da un regista mio collega Steven Spielberg. Se tu vedi in lingua originale il Schindler List, che mi sembra sia abbastanza un capolavoro che ti ha fatto entrare in quel mondo là senza aver studiato, e anche a gente che probabilmente forse non nega pure questo quel mondo là, se tu vedi il film in lingua originale c'è il capo cattivissimo che dà gli ordini in tedesco e poi si gira e parla in inglese e dice: ma com'è possibile? È un film, cioè mettersi a... il bello di fare questo lavoro è che 2 più 2 non fa 4, fa 20, è così. Oppure nel tuo caso, se posso dirlo personalmente, fa anche piangere, perché mi fa anche commosso. Perché ti piace? Ah no, pensavo che mi fa piangere e fa schifo. No, mi ha fatto commuovere. Cioè, nel senso, sono due cose diverse. Ma io nel Guerra per amore ho fatto il secondo film sullo sbarco degli americani, pure litigato con alcuni professori universitari. Non farò il nome, non posso dire. Sono qua presenti? No, è a Catania, quindi. Ah, vicino casa. La discussione fra noi siciliani. E c'è una scena dove io salgo su un asino, attaccato a un elicottero, siamo nel 43, mi trascinano e vado a finire al letto di una figlia di una contadina, dove già era caduto un soldato americano nel letto e quindi dramma, tu non ti sposerai mai, il paese ormai sa tutto di tutti, questo, io capisco, c'è un asino, 2 soldati, un asino nel letto di padre, mia figlia non si sposerà mai. La gente mi scriveva: però nel 43 non c'erano gli elicotteri. Non è credibile questa cosa, perché nel 43 gli elicotteri non esistevano. Ma questo era il popolo del... Tanto nella guerra del Vietnam, i primi elicotteri americani. Scusate, non è credibile che l'elicottero nel 43, ma invece è credibile che un soldato sopra un asino va a finire nel letto della cosa. È un film! Non solo! Ma in tutto questo l'elicottero esisteva, perché io ho ricostruito il modello, perché sono fissato che devo fare tutto, di un elicottero che esisteva. È vero che nel 1943 l'elicottero non l'hanno utilizzato, esisteva ma non è mai stato utilizzato, ma è un film, non è un documentario. A me... voce alta, sì. No, il mio scopo era raccontare come la mafia è servita per liberare l'Italia del Sud, almeno la Sicilia, e non ci siamo liberati da quel momento. Certo. Poi è un film, l'elicottero poteva anche non esistere, però questo è veramente... è un po' lo studioso che forse dovrebbe uscire da casa a prendersi una boccata d'aria e dire che se tu studi e rimani a casa tua non serve a te, ma non serve al resto del mondo. Vieni e porta a casa. Diciamo che nel momento in cui si è un po' più in laboratorio meglio essere rigorosi, poi quando si cerca sì, però poi quando devi raccontare mica puoi stare là a guardarti in un bel libro. Il consiglio è quello di mettere dei cavalieri sugli asini, farli volare e vedi che facciamo i ricercatori, facciamo volare sugli asini e magari qualcuno si accorge che c'è la ricerca in Italia. Esatto, io accolgo la tua... No, sarebbe bello se fosse possibile. Sì. C'è un radiomicrofono, magari qualcuno con vuole tutti i soldi che avete speso, non avete i soldi per un radiomicrofono. Però possono anche farla, questa piazza ha talmente un'acustica incredibile che magari la sentiamo anche a voce. Ecco. Comunque C'è qualcuno che vuole fare una domanda a C'è proprio un pubblico da studioso, perché non si muove, non fa, a parte quei 2 che secondo me erano iscritti a filosofia. Stamattina era a Torino. Stamattina ero a Torino e mi ha detto no, ma a Torino non fanno domande, c'era una conferenza, stamattina mi ha detto no, a Torino non fanno domande, adesso non vorrei che mica neanche a Verona. Il mio primo rapporto con Verona è stato col Pandorino Paoli, solo per questo il Pandoro di Verona. Se avete veramente, è l'occasione per parlare con PIF, prima volevate tutti fare una foto, e adesso tutti vogliono fare il selfie, nessuno vuole fare domande, ma qui non vuol dire fare domande, vuol dire mettere anche sul tema una discussione. Ecco, là dietro, c'è una ragazza là dietro. Ciao. Ciao.
Allora, presentati. Ciao, sono Giulia e Ciao, Giulia. lavoro in un laboratorio, quindi sono una ricercatrice in ambito medico. Sì. Prima si diceva che Lei lavora veramente, e guadagnerà molto meno di quanto guadagno io molto questa cosa. meno. Cioè, No. sei molto più utile tu al mondo, questa è la cosa triste. Ognuno ha un'utilità. Prima si diceva che noi ogni tanto siamo un po' fuori e che non riuscite ad entrare nel mondo della ricerca. Giulia ha detto, No. mettere mai avanti perché magari mi diventa un ministro. No, è vero, in effetti. Poi, per parti leali. Volevo fare un commento su questa cosa, nel senso che spesso e volentieri... Pure tu sei di Verona, vedo, sei. Sì. Spesso e volentieri diciamo che il pubblico neanche si relaziona a noi, non ci chiede, non fa domande, ma pensa di sapere su argomenti che in realtà non sono di sua competenza. Quindi io credo che in un certo qual modo la colpa sia da entrambe le parti, perché su tantissimi argomenti anche di attualità come i vaccini, come non lo so, argomenti che sentiamo tutti i giorni, spesso e volentieri non ci viene chiesta qual è la verità, qual è la nostra opinione. No, però a parte che credo che una serata così, purtroppo non in tutta Italia si riuscirebbe a fare una serata così, quindi complimenti a chi l'ha organizzata e alla città di Verona. Al comune, al sindaco di Verona. Anche se al sindaco di Verona anche se ci sono molti terroni, voi te lo dico da orgoglio terrone. Ah, ma questa cosa ormai è andata. Ecco, ma che fare? La di Agrigento. La clac, l'hai pagata. Ci sono siciliani dappertutto. No, però non è vero, nel senso è un po' quando io feci una puntata sull'arte contemporanea. Qui si apre una discussione, poi a cena, c'è una cena noiosa, dice tirate fuori, ma l'arte contemporanea e c'è una discussione. Anche lì, io quello che avevo capito per l'arte contemporanea, che io non mi sono mai avvicinato perché avevo questo senso di inferiorità, cioè, ma io non posso capire, e allora non ne stavo fuori, invece bisogna gettarsi, però non puoi pretendere che un signore con tutti i problemi che ha, non so, che si va all'università, ma che ricerca state facendo? No, il salumiere taglia il salume, va al cinema, non è che... Cioè, nel senso che è vero che c'è un senso di inferiorità, per questo dico che serve a unire, perché alla fine, quello che dicevo prima, la ricerca, io non sono scienziato, a me interessa la ricerca, perché invecchio e io spero, lo dicevo a te, che non so quale malattia, l'Alzheimer, non so, dicevo, ragazzi, io sto diventando ipocondriaco, studiate! Quanto sei la ricerca, paghiamo, perché serve anche a noi, perché un giorno magari loro riusciranno a guarirmi, però non puoi pretendere che io vada stimolata a vedere, ma la ricerca sull'Alzheimer, come va? La gente comune non lo fa, dobbiamo trovare un modo, però dobbiamo far capire che la ricerca, appunto, non mi devi raccontare i dettagli della tua ricerca, ma a cosa servirà? Come cambierà il mondo. Perché questo poi la gente si attiva principalmente sugli effetti quando ne ha bisogno, ne va a cercare la ricerca. Ma tutti abbiamo a che fare con la ricerca, tutti, anche i politici che tagliano i soldi alla ricerca hanno a che fare con la ricerca. E tra l'altro c'è quel signore su Twitter che secondo me una ricerchina la vorrei fare su come è possibile che un uomo così con la sua intelligenza riesca a coprire cariche così importanti. Io se qualcuno... Sempre per non buttarla in politica. Senza per non buttarla in politica. No, mi ricordo questa cosa quando mio zio che fa il cardiologo si lamentava con me e mi diceva ma tu non dovresti neanche in tempi di MTV, non hai niente, no? Comunque si lamentava per il fatto che diciamo così, la musica o nel mondo dei giovani avesse molto spazio il videoclip e non la sua ricerca cardiologica pubblicata su riviste di settore. Secondo me la scala di valore deve essere diversa, cioè la visibilità che deve avere la ricerca non può essere sui media generalisti o da Barbara D'Urso, santidio, la scala di importanza deve essere valutata grandissima, favolosa, però deve essere valutata laddove ci sono stanziati fondi per poter permettere a ricercatori giovani di lavorare degnamente, dignitosamente. È lì che è la scala di valore, è lì che va cercata la visibilità forse più che sui media generalisti o al Grande Fratello. Immagino il professor Zarvi questa sera che ci ha, come dire, perlomeno a me mi ha fatto impazzire con diciamo così, il cervello economico, le neuroscienze dentro la casa del Grande Fratello, un clash culturale devastante.
è rischioso. Sì, però appunto anche lì, lì interviene il comunicatore, voglio dire, Piero Angela, quante cose ci ha insegnato Piero Angela e suo figlio. Io ogni volta il venerdì tipo mi vesto per uscire, spengo il televisore e c'è Piero Angela e rimango col giubbotto così come un cretino. Piero Angela faceva il giornalista. Bisogna trovare delle persone intermedie, non so il mondo di mezzo che potrebbe essere pericoloso, però delle persone intermedie che prendono quello che sei tu, ricercatore, e lo masticano, certo. E quello è, però non si può, non credo, anche nel paese dove si spende di più per ricerca, non è che l'uomo comune si appassiona alla ricerca, devi portarlo tu, poi insomma ho detto quello che devo dire. C'è qualcun altro che... Grazie. Se c'è un'altra domanda, là dietro. Ecco, due ne abbiamo, una. Lei fa TV, quindi sa che molti programmi sono nati da un'idea di qualcuno, no? Si vede anche nei testi di inizio programma, da un'idea di... Ora, se... Stefano Accorsi di solito. Da un'idea di... e vengono pagati questo, e anche ascoltati, giusto? Ecco, se un ricercatore una mattina si alza e dice ho un'idea imprenditoriale, di marketing, di un'invenzione produttiva, no? Vado all'imprenditore del nord-est, neanche lo riceve, no? Neanche lo riceve, questo è, neanche lo ascolta. Perché lei, che è giornalista, non si fa promotore di... Non sono giornalista, non offendiamo, no, perché Io politico, giornalista. Questa cosa... non si fa promotore di un giro di interviste a qualche imprenditore del nord-est. Perché chiudete le porte ai ricercatori? Perché qualcuno vi bussa per proporre delle idee e non aprite le porte? E non le ascoltate, anziché chiudere le porte. Io sono Caterina Neve e non ti ascolto neppure, non so se mi spieghi. Sì, cosa rispondi? È dura, Questa idea di fare le domande non è stata bene. Hai voluto aprire la Io democrazia. non vorrei, ora sto parlando proprio, non sono un esperto, però su questo sono abbastanza proprio... Secondo me la ricerca deve essere finanziata dallo Stato. Partito la pausa. Non velocissimo, no, nel senso che perché la ricerca deve essere per il bene comune. È chiaro che un imprenditore innanzitutto guarda il suo bene e quindi secondo me è più grave quando lo Stato non apre le porte alla ricerca. Poi è chiaro che io paradossalmente il nome allo spettacolo guadagna di più perché porta soldi, la ricerca non porta soldi, porta benessere, certe volte porta soldi nel senso che li si fa risparmiare. Una signora se n'è andata e se la sono giocata, però parlo da normale cittadino. Senti, abbiamo tempo. Non è d'accordo? È un po' perplesso. È un po' perplesso. Senti, un'ultima domanda per chiudere insomma questa carrellata che poi dobbiamo lasciarti andare, purtroppo. C'hai tutte le fasi che ti aspettano all'hotel. L'hotel dove sono? Leondò. Leondò. Posso dirlo, sono quelli del San Allora, Sì, faccio il messaggino. sei già stato geolocalizzato. Okay. Come la ricerca cambia il mondo, Piff? Lo vediamo, l'hai già detto in apertura, ma sottolineiamo questo concetto che è veramente quello più importante, che dà il senso a tutta questa serata. È la notte della ricerca, è la Researchers Night in Europa, è il cuore di questa giornata. Come la ricerca cambia il mondo e come la ricerca ha un impatto positivo sul mondo in cui noi viviamo. Cita Gandhi, fai qualcosa. No, volevo citare Dalai Lama. Che è venuto a Palermo e ha detto, so che se lo dice lui è molto figo, lo dico io, che la tecnologia non è né brutta né cattiva, è l'uso che se ne fa. So che se lo dice lui, bravo! No, però in realtà è questo. No, io una cosa che non so se c'entra, però una cosa che io credo che la vita di un ricercatore italiano è pessima, non lo so, è pessima, e non ci sono i soldi della ricerca, non ci sono i soldi per l'assistenza ai disabili, mi faccio il pippone. Quello che io una cosa, quando vado in giro a parlare mi sento di dire, una cosa che ho imparato e che spero che il mondo lo faccia, che lo dico ai ricercatori, ai giovani ricercatori, ecco, appunto sull'anagrafica, sull'età.
c'era un prete di Padova, giovane, che mi disse una frase che per me è la mia missione, ho capito tutto, che diceva: io non so, con la ricerca volete cambiare il mondo e molto spesso si cambia, però il prete diceva: non so se riuscirò a cambiare il mondo, ma di sicuro questo mondo non cambierà me. Ecco, io questo, possiamo concludere con questa frase, quasi vi faccio la benedizione, quello che posso dire al giovane ricercatore che ha ancora aspirazioni: ecco, cercate di cambiare il mondo, perché questo mondo ha bisogno di essere cambiato, e soprattutto non fate che sia questo mondo a cambiare voi. Ecco, questo io me lo dico ogni mattina e lo vomito e lo dico a tutti quanti, perché alla fine il mondo migliora grazie alle persone che vogliono cambiare il mondo, e va dal ricercatore al magistrato antimafia. E io dico grazie a tutti voi che siete stati qui con noi questa sera, grazie all'Università di Verona, al Comune di Verona per il sponsor che non rende possibile questa serata, grazie ai ricercatori, ai massimi e ai professori. Grazie. Grazie Pip!